ordinanza firmata Luca Zaia, autoisolamento per chi arriva dall'estero e denuncia per chi rifiuta il ricovero, 1.000 euro di multa per chi trasgredisce. Zaia svetta nelle classifiche di gradimento. Per il Sole 24 Ore il presidente di regione più popolare, guadagnando 20 punti percentuali in più rispetto all'elezione. Quinta posizione tra i sindaci per Brugnaro. Non ricorda il momento degli spari, a dirlo il legale di Simone Meggiato, l'uomo che ha sparato ad Andrea Baldan senza lasciargli scampo. Lo spaccio si contrasta anche attraverso la socialità, a dirlo il presidente della municipalità di Marghera dopo la denuncia nei giorni scorsi di attività di spaccio. Noncuranti dei passanti, 2 giovani amanti hanno continuato la loro performance davanti a una vetrina in zona Bissuola, denuncia e 20.000 euro di multa. Nonostante le difficoltà post-Covid, l'estate di Marghera parte all'insegna di musica e teatro per dare alle tante persone che resteranno a casa la possibilità di godersi l'estate. Dopo 5 mesi riapre in grande stile il Teatro La Fenice, omaggiando i medici e gli infermieri che hanno lottato ogni giorno contro il coronavirus. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. La nuova ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, controlli stringenti per chi torna da paesi extra Unione Europea e segnalazione per i positivi che rifiutano il ricovero. Il punto nel servizio di apertura. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone, segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato. La segnalazione all'autorità giudiziaria del malato di coronavirus che rifiuta il ricovero è tra le novità della nuova ordinanza regionale presentata all'unità di crisi di Marghera dal presidente Zaia. Dei 28 nuovi casi di Covid registrati in Veneto dal 1 luglio, 15 provenivano dall'estero. Questo ha portato anche a regolare chi, italiano o straniero, rientri in Italia da vacanza o viaggio di lavoro in paesi non facenti parte dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Se arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè se devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta la trafila. Nel caso di isolamento per 14 giorni di persone di rientro da una vacanza all'estero che hanno avuto contatti a rischio con positivi o che accusano contemporaneamente difficoltà respiratorie e più di 37,5 gradi di temperatura, l'ULSS ha l'obbligo di denuncia e comunicazione a sindaco, prefetto e polizia per eventuali controlli e misure cautelari. L'uscita dall'isolamento fiduciario comporta per i negativi al tampone una multa di 1.000 euro. Per i positivi invece si entra nel penale con condanne fino a 12 anni di detenzione. Pesanti le sanzioni anche per le aziende che non rispettano gli obblighi dei propri dipendenti all'estero per ragioni lavorative. Stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo. La sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda. Quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro. Un ultimo fronte aperto, ma dipende dal governo, è far rientrare il coronavirus tra i casi in cui si può disporre il trattamento sanitario obbligatorio. Il ministro Speranza, per carità, lui non comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche un'intervista per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizione di ricoverare. All'annuale rilevazione di gradimento dei presidenti di regione effettuata dal Sole 24 Ore, intanto, Zaia si classifica abbondantemente primo in Italia, con una crescita di quasi 20 punti percentuali dall'elezione, dal 50 al 70%. Dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, pensate a tutta la squadra della sanità, a tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Da un punto di vista statistico si direbbe che campione non è significativo, perché stiamo parlando di 100 giorni di coronavirus e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori
altri che non c'entravano nulla con la sanità e quindi qualcuno se li ha anche dimenticati. E sempre secondo la classifica del Sole 24 Ore, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro risulta quinto a livello nazionale. Brugnaro risulta quindi il secondo sindaco più amato tra gli amministratori del centrodestra in Italia e il primo tra i colleghi dei 7 capoluoghi del Veneto, con il 60,5% di gradimento, un più 7,3 punti rispetto alla percentuale con cui fu eletto 5 anni fa. 20 milioni ad ACTV per ammodernare i vaporetti, 1 milione per rottamare motori privati è l'esito di 2 nuovi emendamenti approvati nel decreto rilancio. Approvati nel decreto rilancio a firma dell'onorevole veneziano Nicola Pellicani 2 emendamenti per Venezia. Il primo stanzia 20 milioni per rinnovare la flotta ACTV con vaporetti ecologici. Il secondo prevede lo stanziamento di 1 milione riservato ai residenti nella gronda lagunare per rottamare motori inquinanti a 2 tempi delle barche con motori elettrici, sostituendoli con motori elettrici. Ecco, mi sembrano 2 misure di grande importanza, di attenzione nei confronti di Venezia, che si aggiungono all'estensione del super bonus al 110% anche per Venezia. Anche questa è una battaglia condotta in Parlamento. Ecco come saranno articolati i 20 milioni. 5 milioni entro il 2020, quindi nel giro di 6 mesi, 10 milioni nel corso del 2021 e altri 5 milioni nel corso del 2022. Certo, queste risorse a favore di ACTV, che è una delle aziende del trasporto pubblico locale più colpite dalla crisi derivante dal coronavirus, si aggiungono ai 500 milioni di euro complessivi messi a disposizione sempre dal decreto rilancio per le aziende del trasporto pubblico, in proporzione alle perdite che hanno avuto. Quindi è realistico pensare che qualche altra decina di milioni arriveranno alle CTV attraverso quest'altro articolo sempre del decreto rilancio. Un risultato, evidenzia Pellicani, ottenuto anche grazie alla collaborazione con il sottosegretario all'economia e candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta. È stato un gioco di squadra col sottosegretario Baretta, che è il nostro candidato sindaco a Venezia, ed è soprattutto una risposta con i fatti alle polemiche che leggiamo quotidianamente sui giornali, ai piagnistei dell'amministrazione comunale. Fatti, non piagnistei. Non dimentichiamo il sostegno arrivato con oltre 80 milioni di euro subito dopo l'alluvione con la qualità eccezionale del 12 novembre dello scorso anno. Non dimentichiamo i buoni spesa con circa 1,5 milioni arrivati nel corso del lockdown, cioè l'attenzione nei confronti di Venezia è costante. Se il bilancio del comune è messo bene è grazie alle risorse e all'attenzione dimostrate dal governo e in particolare con il sostegno che abbiamo dato alla Camera. Per la cronaca torniamo a parlare dell'omicidio di Oriago. È ancora confusa la ricostruzione dei momenti in cui Andrea Baldan nella notte tra venerdì e sabato è stato ucciso da 2 colpi di pistola esplosi dall'arma di Simone Meggiato all'esterno dell'abitazione di quest'ultimo. L'uomo accusato di omicidio volontario non ha detto nulla di più rispetto a quanto già emerso e a seguito dell'udienza di convalida che si è svolta questa mattina il GIP ha confermato la custodia in carcere. Comprendo la decisione ma non la condivido, ha commentato l'avvocato Tiziana Nordio che aveva chiesto i domiciliari. Per noi non c'era assolutamente il pericolo di reiterazione del reato e quindi non c'era motivo di tenerlo in carcere. Il mio cliente è una persona pacifica, adesso la parola andrà al Tribunale del riesame. Parliamo adesso di droga. Lo spaccio si contrasta anche attraverso la socialità, il semplice uscire in piazza. A dirlo il presidente della municipalità di Marghera dopo la denuncia nei giorni scorsi di attività di spaccio sempre più frequente. Nei giorni scorsi ho denunciato la presenza di una gang di spacciatori nigeriani proprio nei giardini della piazza, qui piazza Sant'Antonio a Marghera, però ha cominciato a reagire la città, le forze dell'ordine, l'amministrazione, quindi
insistiamo. Dopo la denuncia dei giorni scorsi da parte del presidente della municipalità di Marghera, di clan nigeriani, che dopo Mestre si sono impadroniti anche di un parco nel centro della città giardino per spacciare, l'attenzione resta alta e la socialità, ribadisce Bettin, è un ottimo deterrente. Serve il contrasto duro, specialmente quando si sono un po' radicati, come è successo nelle settimane, nei mesi scorsi nella zona tra il centro e la stazione, e serve esserci naturalmente. Significa continuare a godercela noi, se ci siamo noi non ci sono loro, o è più difficile per loro esserci, e credo che questa azione congiunta, continuare a rendere viva, vitale la piazza con le offerte culturali, come luogo d'incontro, con le attività commerciali che ci sono, e contrastare lo spaccio con l'azione dura della repressione, col lavoro di recupero che fanno i nostri operatori, significa continuare a tenere la città, a farla crescere. Sono stati multati con 20.000 euro per aver fatto sesso in pubblico. È successo la notte scorsa a Mestre, in zona Bissuola. I due amanti focosi, un trentenne e una ventenne, sono stati sorpresi dalla polizia mentre erano nudi davanti a una vetrina. A chiamare gli agenti sono stati dei passanti. Per i due è scattata anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Aveva aperto il suo studio a Venezia nel 1949 e per 70 anni ha proseguito nella sua attività di consulente del lavoro fino al 31 dicembre scorso. Venezia è ora in lutto per la morte sopraggiunta nella serata di sabato di Luigi Danesino, 88 anni, decano dei consulenti del lavoro veneziani e personaggio di caratura nazionale e internazionale per i suoi contatti con l'estero. Per 2 trienni è stato anche Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia, capo della massoneria italiana. Tra i numerosissimi messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Venezia Brugnaro, che lo ha descritto come un esempio. I funerali di Danesin saranno celebrati alle ore 10:30 nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia, quindi giovedì alle 10:30. Parliamo adesso della Fenice, che torna a riaprire i battenti dopo mesi di chiusura forzata. Come una volta era un rullo di tamburi a precedere le notizie importanti, in Campo San Fantine sono stati i percussionisti della Fenice ad annunciare coi loro strumenti la riapertura del Gran Teatro di Venezia, che riprende l'attività dopo i 5 mesi di chiusura forzata imposta dal coronavirus. Un modo per condividere la città con l'inizio di un percorso verso la normalità. Certo, le modalità con cui si è svolto il primo concerto risentono delle limitazioni imposte dalle norme anticontagio, che però sono state trasformate in un'occasione di rinnovamento. La Fenice è diventata un teatro circolare, coi musicisti al posto della platea, gli spettatori che possono osservare il distanziamento occupando i palchi dei 5 ordini di posto e soprattutto la comparsa all'altezza di palcoscenico e golfo mistico di una nuova scenografia, la chiglia in legno di una nave che ospita 70 spettatori, come un'arca pronta a traghettare verso un futuro migliore. I primi applausi fragorosi sono per i medici e gli infermieri invitati alla serata inaugurale. Poi tocca alla sezione Dottoni intonare Fanfare for the Common Man di Aaron Copland, composta all'ingresso americano della Seconda Guerra Mondiale e ora assurta inno di chi combatte il virus. Quindi è toccato al coro, in un repertorio che comprendeva Monteverdi, Gabrieli e Bach, terminare quello che è solo il primo appuntamento di un teatro che, come nella sua storia, è stato capace di rinascere innumerevoli volte. Teatro La Fenice, che oggi attraverso i suoi vertici ha voluto omaggiare Ennio Morricone, il maestro scomparso a 91 anni nella clinica di Roma dove si trovava ricoverato. E parliamo adesso di eventi per l'estate a Marghera. Ma un mese di cinema, un mese di occasione per stare insieme, un mese di divertimento e anche di
offerta di un momento di evasione dai cattivi pensieri che possono caratterizzare il periodo che stiamo vivendo, un po' per quello che abbiamo passato come aspetto sanitario, un po' per quello che sta arrivando come crisi economica. È il giusto contributo a cercare di sollevare un po' l'umore e a offrire un'occasione di uscita dalle case a chi resterà in città, e quest'anno saranno purtroppo in molti che non potranno permettersi le ferie, non andranno in vacanza e saranno qui in città. È questa l'ottica con cui, tra numerose difficoltà, si è riusciti a far ripartire l'estate di Marghera. Nel totale il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio, dalla mascherina al distanziamento sociale. C'è la musica, c'è la comicità, ci sono gli spettacoli in 11 serate che naturalmente si susseguiranno all'insegna dell'osservazione delle norme anche della sicurezza, quindi però vicini ai nostri cittadini, quindi completa gratuità della manifestazione, servizio di trasporto alla fine e l'apertura, che sottolineo, lasciata alla GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana, come segnale anche perché i nostri giovani siano protagonisti anche di questa ripresa dopo un momento che li ha visti, credo, anche particolarmente colpiti. Non mancherà il tributo al grande Ennio Morricone, che con Venezia aveva un rapporto speciale. Ha rappresentato una perla italiana nel mondo e sono sue le migliori colonne sonore dei migliori film degli ultimi 50 anni, e quindi sarà ricordato e lo ricorderemo insieme. Tra l'altro lui era particolarmente legato a Venezia e quindi anche l'occasione per ricordare questa particolare amicizia. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera in prima serata a partire dalle 21:15 con Ring, la politica alle corde, con il vice direttore Ferdinando Avarino. La politica gioca a nascondino e decide di non decidere. Il tema della serata, protagonista il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, a seguire Giacomo Possamai del Partito Democratico, Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle, Nicola Finco della Lega e Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ma il governatore del Veneto Luca Zaia sarà intervistato da Ferdinando Avarino subito dopo la pubblicità in apertura del telegiornale di Treviso. Ma da Venezia e provincia è tutto anche per questa sera. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore. Sul Veneto un impulso di aria fredda proveniente dal Mar del Nord scavalcherà l'arco alpino, portando così una sfuriata di temporali nella notte tra lunedì e martedì, e nella mattinata del 7 luglio non si escludono residui ed occasionali piovaschi. La grafica però ci mostra che a partire dal pomeriggio avremo un deciso miglioramento del tempo con tanto sole su tutti i settori. Venti moderati e temperature in lieve calo, minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, anche qui saranno possibili dei piovaschi, ma dalle ore pomeridiane sarà via via più stabile con ampio soleggiamento. Temperature minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata anche qui con qualche rovescio, poi più sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.